Carissimi telespettatori, ben ritornati con noi. Vi presento subito i nostri ospiti. Ben ritornati dopo un bel po' di tempo il presidente dell'ANAP Confartigianato, pensionati della Confartigianato, Fiorenzo Pastro, grazie di essere qui con regionale, noi. sì. Regionale Veneto, e Alberto Bordignon, coordinatore sempre regionale patronato in APA. Grazie anche a lei. Sono qui con noi in studio per parlare ancora una volta del tema della non autosufficienza, problema che riguarda tantissime persone, tantissimi anziani. Ci sono dei numeri anche in proiezione futura che fanno rabbrividire, sono anche emersi dei dati a livello nazionale e devono far riflettere sulla situazione di persone pensionate che hanno una pensione anche bassa e che non riescono a far fronte a determinate contingenze che purtroppo con l'andare dell'età si verificano. L'associazione di categoria, quindi per gli artigiani, pensionati artigiani, che sono veramente tantissimi nella nostra regione, cosa sta facendo? Qual è il problema cruciale? Perché si parla tanto di non autosufficienza? Voi avete organizzato anche recentemente un momento di incontro, di confronto, per analizzare che cosa, Presidente? Allora l'incontro, grazie che mi dà l'opportunità di poterlo anche dire nella vostra trasmissione, l'incontro che abbiamo avuto con l'assessore regionale Lanzarin è stato un incontro che per noi non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, perché è stata l'occasione per avanzare le nostre proposte che avevamo già fatto in occasione della quinta commissione quando è stato il piano, il PSSR che è stato fatto. No? La non autosufficienza lo sto sperimentando perché adesso gli anni passano, io ho 73 anni e ho molti amici, parenti, conoscenti dove si pone il problema. Cosa succede? Le mutate condizioni delle famiglie, perché questo è un po' la base di tutto, creano di grossi problemi. Dopo le farò anche degli esempi dove ho avuto un'esperienza io ospedaliera da poco, dove ho visto delle situazioni veramente molto critiche. Le mutate condizioni delle famiglie. Una volta le famiglie erano famiglie con 3-4 figli, c'era magari l'enmore, cioè c'era la possibilità di essere curati in casa. Famiglia estesa. Le famiglie grandi. Adesso, oltretutto poi non parliamo che ci sono gli anziani soli, che è un numero che aumenta sempre di più, e quello lì è un grossissimo problema. E il problema è appunto con le pensioni che non sono certo pensioni da... Il problema è chi ha problemi di non autosufficienza, perché chi sta bene, chi ecco che noi, se permette, posso dire che promuoviamo gli stili di vita, perché gli stili di vita ci danno la possibilità di poter presentarsi in vecchiaia magari stando bene, dopo nella vita succede di tutto, però il problema della non autosufficienza, quando il problema si pone, le famiglie non sono preparate. E purtroppo diciamo che siamo carenti in questo momento, perché aspettiamo da 20 anni la riforma delle IPAB, delle case di riposo, che non arriva. L'assessore Lanzarin quel giorno là ce l'ha detto che probabilmente ci metterà mano a breve, ma io ho qualche dubbio, perché è ovvio adesso siamo sotto le elezioni, non ci sarà tempo, perché ci vuole poco. Ma perché questi ritardi, dopo che più volte è stata chiesta a gran voce, la giustificazione qual è? Perché era stato presentato anche un progetto che era piaciuto alle categorie dei pensionati, no? Sì, io penso che alla fine è un problema sempre di fondi, di soldi. I soldi, la coperta è sempre più corta. Vediamo poi anche quando c'è stato il riordino della sanità, no? 3 anni fa, che hanno accorpato tutte le sanità. La parola finale mi ricordo che diceva razionalizzare il tutto, poi con l'azienda zero, per poter risparmiare dei soldi, poter risparmiare. Io però avevo fatto puntualizzato, avevo anche, ho avuto occasioni di dirlo in varie occasioni, non per risparmiare, ma per poter aumentare la qualità delle prestazioni, quei soldi che si avanzano, non per risparmiarli, per metterli via, ma per poter aumentare la qualità delle prestazioni. Io penso che la riforma dell'IPA, come la vedo io, che sono le case di riposo, perché molta gente usa dire la parola IPA, sono le case di riposo, che è 20 anni che se ne parla. Sono tanti piccoli feudi, sono tutte queste piccole cose che
che andare a toccarle non si tocca proprio il consenso, e perché se no non ci sarebbe motivo, perché è importantissima questa, perché i posti mancano. L'età aumenta, se aumenta l'età aumentano le malattie, aumentano le cronicità. E quindi la quota, soprattutto il problema è che la quota in spettanza della regione non è sufficiente, assolutamente, perché sono costi troppo alti per sostenere queste... Non è sufficiente, questo è il discorso. Quindi la risposta appunto che lei diceva dell'assessore è che si sta mettendo mano, coi tempi naturalmente che ci potranno essere, in virtù di ottenere che cosa, di fare che queste diventi un'unica unità pubblica con la standard, con i costi standard, come si fa in sanità, no? Invece non è così, perché ci sono dell'IPA che hanno certi costi e degli IPA che hanno altri costi. Standardizzando il tutto, lo scopo è quello di abbassare i costi, perché venendo incontro, perché se la media è di 1.000 euro al pensionato, con le mutate condizioni delle famiglie, che magari prima c'erano i figli che potevano aiutare, ma magari hai un figlio, magari vive a Milano oppure ha la sua famiglia, i suoi problemi e così. Come si fa? Come si fa? Cioè, le quote dei comuni, anche i comuni hanno sempre meno soldi per poterlo fare. È un problema, secondo me, da affrontare velocemente, perché siamo già sul presente con questi problemi, siamo già sul presente. Perché io faccio un esempio mio pratico. Io quando avevo la mia famiglia eravamo 3 fratelli, dopo dai miei 3 fratelli io ho 2 figli e un unico nipote. Cioè voglio dire, come che è cambiata proprio la demografia, cioè la famiglia, no? Se io dovessi aver bisogno, ho avuto anche bisogno ultimamente, perché ho avuto dei problemi di salute, e ho sconvolto la famiglia, perché il lavoro, perché non potevano venire, perché non potevano andare, perché ho sconvolto un po' tutti i piani, no, diciamo, no? E non è semplice, questo è il discorso. E siccome il problema è che il prossimo futuro sarà sempre peggio, nel senso perché gli anziani aumentano, si vive di più, per l'amor di Dio, bello questo, bene, senza si dubbio, vive però di più. bisogna vedere come si vive di più. Però bisogna vedere la qualità della vita, no? Certo. E allora di conseguenza bisogna che il legislatore assolutamente deve cominciare a mettere mano a questo problema, perché sennò diventerà una bomba, è come un orologio, una bomba orologeria che potrà scoppiare e poi non ci saranno i mezzi per farlo. Le badanti, va bene, ma non tutti possono permettersi le badanti. Già, questo è un altro problema enorme. Perché il problema delle badanti ha risolto tantissimo gli ultimi anni, qua, risolto tantissimo. Però io penso che sia improrogabile questa riforma delle IPAB per poter venire incontro a questo cambio proprio della nostra società, proprio il cambio totale. Ecco, ci sono dei dati anche allarmanti, una fotografia della Regione Veneto. Nel 2061 ci sarà il 35% della popolazione over 64, adesso siamo al 22%, sarà il 35%. E già adesso si erogano 34,48 pensioni ogni 100 abitanti e i pensionati allo stato attuale sono 1.779.015, cioè numeri impressionanti, con una registrazione di progressivo aumento più 2,3% in 20 anni. Quindi gli ultra 65enni in cattiva salute sono 14,8%. Sono tanti, cioè sono un costo sociale inestimabile guardando anche in proiezione. Patronato, di che cosa si occupa il coordinatore? Il patronato storicamente è l'interfaccia tra una persona, una famiglia e la pubblica amministrazione, quindi generalmente svolge un'attività di orientamento e informazione e di predisposizione di pratiche, domande e istanze alla pubblica amministrazione, nello specifico per lo più all'INPS, all'INAIL e qualora serva anche agli enti locali e alla Regione. E in questo caso ha un ruolo fondamentale, perché spesso le famiglie che vengono colpite da queste situazioni, che diventano appunto sempre più frequenti e sempre più complicate, si trovano in una grande tensione, come si raccontava adesso, e in un momento dove c'è bisogno di tanta informazione ed orientamento, perché le normative sono molte, sono anche complicate, qualche volta si sovrappongono, qui c'è un grande sforzo di razionalizzazione di tutte queste disposizioni, ma in quel momento la famiglia non ha tempo, non ha alle volte nemmeno la lucidità di capire quali sono le scelte prioritarie e importanti da fare. Ecco che il patronato, a cui si possono rivolgere gratuitamente tutti i cittadini, ha proprio questo compito, questo di dare questo tipo di indicazioni.
Poi predispone le domande che spesso nel caso di non autosufficienza sono quelle di invalidità civile. Cosa succede? Succede che... Quindi voi vi occupate della gestione di queste pratiche? Sì, sì. Siamo uno degli anelli, perché ad esempio nell'invalidità civile c'è prima l'indicazione del medico, che però bisogna magari sollecitare in questo senso, e poi il patronato invia la domanda alla pubblica amministrazione che convocherà la persona per valutare assieme alla documentazione medica il suo stato di non autosufficienza ed eventualmente disporre eventuali provvedimenti a suo favore. Quindi in pratica quello che potrebbe essere un supporto alla persona che non, appunto alla disgrazia nel momento, eccetera, al pensionato, è quello di sì provvedere attraverso il medico di base che dovrebbe dare determinati consigli, ma sappiamo come funziona. Ma soprattutto rivolgersi a un patronato di categoria in qualche modo, iscrivendosi, non so se ci racconterete le modalità, per poter avere un'indicazione su come procedere oppure agevolazioni in certe procedure, sì, giusto? Nello specifico il medico dovrà redigere e inviare telematicamente una certificazione che attesta la eventuale difficoltà o non autosufficienza e il patronato la trasmetterà all'INPS, che convocherà a sua volta una commissione medica che valuterà la situazione e deciderà nel merito. E il patronato è un servizio aperto a tutti. Per alcune pratiche, in base a delle convenzioni col Ministero del Lavoro, possono essere chiesti dei contributi, comunque modici, e in questo senso, pur essendo espresso da un'organizzazione di categoria o sindacale, ha una funzione, un'utilità pubblica, sempre più necessaria proprio per questa difficoltà di sapere cosa fare. Perché tante volte cosa succede? Che uno va dal medico, il medico certifica questa situazione, però poi magari non riceve l'informazione dell'obbligo di trasmissione telematica, si attarda, il certificato scade, l'invalidità non viene riconosciuta, i benefici per questa situazione di non autosufficienza non vengono erogati e tante famiglie si ritrovano in difficoltà. Il sapere cosa fare in questi momenti è una cosa importante perché già tante sono le difficoltà e sempre più numerosi i casi. Qual è il supporto fondamentale più frequente che vi trovate a dare? Proprio quello della domanda di invalidità. Ah, della domanda di invalidità. Della domanda di invalidità. Beh, che invalidità, generalmente... ecco che non si confonda, l'invalidità dovuta all'età che avanza, giusto? Beh, può essere anche dovuta ad altri elementi, però noi nello specifico è correlata evidentemente all'età e a difficoltà di salute. Poi il patronato di per sé il ruolo maggiore ce l'ha nelle domande di pensioni, quindi cosa succede? Uno fa una vita lavorativa e alla fine della vita lavorativa valuta e fa eventualmente cessa di lavorare e chiede la domanda di pensione. Però nel tempo è cresciuto molto l'incidenza di quest'altro tipo di supporto, tant'è che noi, proprio come patronato INAPA, stiamo cercando di professionalizzarci da questo punto di vista per poter dare orientamento e risposte alle richieste delle famiglie, anche perché la competenza non è solo previdenziale, ci sono tanti aspetti, ad esempio anche l'aspetto fiscale. La Regione Veneto alle famiglie che si trovano, alle persone che si trovano in questa condizione, concede una riduzione dell'aliquota addizionale IRPEF che viene proprio stabilita dalle regioni. È un impegno anche finanziario importante, però in tante situazioni ci si dimentica di farlo presente nel momento della denuncia dei redditi e quindi si rinuncia a un beneficio che non cambierà le condizioni di vita, ma solleva una famiglia dai tanti impegni economici che si trova in quel momento. Così come le USL stesse predispongono, che so, i sussidi, le protesi, piuttosto che altri beni di consumo che diventano importanti, o degli sconti, delle esenzioni, non solo per età e reddito sui ticket, ma anche per patologia sui farmaci. Sono spese che per chi ha malattie croniche o situazioni di salute importanti sono spese che si aggiungono ad altre spese, alla badante piuttosto che a chi mi accompagna e quindi diventa importante poterne conoscere e saperne anche approfittare. Assolutamente. I pensionati degli artigiani in modo particolare, su che pensioni navigano? Ma la media sono 1.000 euro. La media sono 1.000 euro proprio gettati proprio. E adesso poi dividere anche meno, andremo avanti mi pare con il nuovo sistema contributivo, diventerà ancora che si abbasserà ancora di più. Io l'ho anche detto nel convegno, mi hanno fatto la domanda se sarei favorevole a fare le pensioni integrative, no? Private. Io sono favorevolissimo a questo. Naturalmente per noi è troppo tardi, no? Ma probabilmente dovranno cominciare quelli che hanno 20 anni meno di noi.
di poter fare questa proposta, di poter fare in maniera che fosse che degli accordi attraverso proprio i datori di lavoro insieme con i dipendenti che possono versare delle quote. Per legge dovrei, secondo me lo farei, proprio per il tema della non autosufficienza. Certo, però attenzione, il discorso è sempre quello nel nostro paese, perché funziona tutto così, magari rendi obbligatorio questa forma di integrazione e ti trovi una busta paga ancora più sgualata, perché alla fine viene da ridere, e quando già devi fare i conti per arrivare tante persone con figli o un figlio perché non possono averne anche di più, arrivare a fine mese, se ancora ci metti dentro che devi versare ogni mese 50 euro, se c'è una decurtazione fiscale può star bene, ma siccome lo Stato il cuneo fiscale parla, ma poi non va neanche a toccarlo perché non sa neanche come far tornare i conti con quello che ha, immaginiamoci se ancora viene reso obbligatorio qualcos'altro, pur essendo giusto perché bisognerebbe farlo, però chi è arrivato a filo, tanti artigiani, dipendenti artigiani, sapete benissimo quanto prendono, è un po' difficile. Sì, sì, lo so, quando tocchi il tema dei soldi lo so, però signori, il fatto della prevenzione, anche questa qui è chiara prevenzione, non è la classica prevenzione, ma secondo me è importantissimo, perché bisogna pensare al futuro, perché anzi, siccome i dati, quelli che diceva lei prima, che arriveremo al 34% di over 65, con gli over 14 che diminuiranno, chi è che pagherà le pensioni? Chi è che potrà sostenere questa spesa? Io penso che sia fondamentale pensare per il futuro. Io capisco questo, che quando dici ma c'è da pagare di più, c'è da pagare qua, ma come nei paesi anglosassoni queste cose qua sono da sempre che lo fanno e hanno meno problemi di noi. Secondo me sono i piccoli sacrifici, perché io personalmente posso fare un esempio pratico. 40 anni fa, quando che certo non avevo in mente della pensione, quelle cose lì, anzi proprio non me la sognavo neanche per niente, è venuto un assicuratore e mi ha detto puoi fare un piccolo versamento mensile. E io quasi un po' scettico, ma l'ho fatto, mi sono trovato che versavo delle piccole quote che me le sono ritrovate quando sono andato in pensione. E sono delle quote importanti perché le ho versate per tanti anni senza accorgermi, perché alla fine erano spese abbastanza relative, insomma. È importantissimo questo pensare, perché i dati parlano chiaro, cioè, perché se no noi siamo sempre in emergenza, sempre pensare che quando i problemi come affrontarli. Secondo me bisognerebbe prima pensare di affrontarli. Questo è il mio modo di pensare, perché secondo me se no qua siamo sempre con i problemi da affrontare. Sì, questo è vero ed è emerso molto nei lavori del convegno che abbiamo tenuto proprio sulle tematiche della non autosufficienza, perché c'è questo senso, questa necessità di avere uno sguardo lungo, soprattutto per le generazioni più giovani che si trovano a dover assistere magari dei genitori o dei parenti in questa situazione e non riuscire a pensare per se stessi quando toccherà a loro. Il Veneto ha un percorso importante da questo punto di vista, perché ha comunque dei fondi di pensione integrativa anche territoriali che godono dei benefici fiscali. Oggi un lavoratore può aderire dando una propria cifra lorda, cioè prima dell'imposizione fiscale, a cui si associa una quota dell'azienda e a cui può essere aggiunto anche il TFR, con delle condizioni di agevolazione. Questo l'importante, come si diceva, è che sia fatto per tempo, perché allora in questo caso la quota può essere ridotta e portare dei benefici a lungo termine. Però forse non è sufficiente solo l'aspetto del reddito, perché è importante trovarsi, quando ci si trova a una certa età, con delle risorse economiche. Però è quasi più importante avere dei servizi adeguati e una società che in qualche maniera risponda ai bisogni di salute e di socialità delle persone. E per questo è emersa anche la necessità di avanzare delle nuove proposte per poter dare quello che ci si aspetta dopo una vita di lavoro e dopo un contributo dato alla società, proprio in un momento in cui magari si è più vulnerabili. Assolutamente, torniamo su questi temi, andiamo in pubblicità qualche secondo e poi riprendiamo perché ci sono ancora parecchie questioni, poi quando parliamo di un'autosufficienza parliamo anche di sanità, il sociosanitario è un problema connesso e vediamoli insieme tra poco. Sì, così posso.